Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, spero che stiate tutti bene e che siate contenti di partecipare a questo incontro di yoga insieme. Cominciamo a prendere una lunga e profonda ispirazione. E sull'espirazione lasciamo uscire tutte le tensioni. Lasciamo che le spalle scendano lontano dalle orecchie, aperte, morbide, rilassate. Distendiamo tutto il viso. Cerchiamo di sentire tutta la colonna vertebrale e cerchiamo di creare spazio tra ogni vertebra, sentire che la colonna vertebrale si allunga bene verso l'alto, senza tensione. E poi creiamo l'immagine di un grande cielo luminoso con tante piccole nuvolette bianche. Ascoltiamo il nostro respiro e con ogni espirazione immaginiamo di allontanare tutte queste piccole nuvole che sono tutti i nostri pensieri. Ascoltiamo il respiro, inspiriamo. Espirando allontaniamo queste piccole nuvole fastidiose. Ancora, ripetiamo un po' di volte, con tutta l'attenzione al respiro e usando ogni espirazione per allontanare tutti i pensieri, tutte le piccole nuvole bianche. Fino a quando il cielo rimane completamente limpido, terso, e la nostra mente libera da tutti i pensieri. Poi appoggiamo le mani sulle cosce, inspirando, inarchiamo bene tutta la colonna vertebrale, spingiamo indietro le spalle, un po' indietro la testa, distendiamo la gola. Sull'espirazione buttiamo fuori tutto, buttiamo fuori ancora tutte le nuvole, incurviamo un po' le spalle, abbassiamo un po' la testa. Ancora, inspiro, cerchiamo di sentire che il movimento sale lungo tutta la colonna vertebrale, di vertebra in vertebra, dall'osso sacro su fino alla nuca. E espirando, il movimento scende dalla nuca fino all'osso sacro. Ancora, inspiro serenità, calma, inspiro l'azzurro del cielo, espiro tutti i pensieri, espiro tutte le nuvolette fastidiose. Ancora una volta, inspiro, cerchiamo di inarcarla bene la colonna vertebrale, sentire quest'onda che sale leggera e leggera scende lungo tutte le vertebre. Facciamolo ancora una volta. Visualizziamo una piccola sfera luminosa che attraversa tutte le vertebre, tutta la colonna, e con l'espirazione questa piccola sfera splendente scende lungo tutta la colonna. E poi solleviamo la testa, rilassiamo. Adesso lavoriamo un po' con le nostre mani. Chiudiamo i pugni, chiudiamo le mani, stringiamo bene i pugni, apriamo i pollici, poi gli indici, i medi, cercando di separare bene le dita, gli anulari e i mignoli. Teniamo un attimo questa bella apertura, poi chiudiamo mignoli, anulari, medi, indici e pollici. Stringiamo forte, ripetiamo pollici, indici, medi, anulari e mignoli. Mignoli, anulari, medi, indici e pollici. E adesso appoggiamo le mani sulle cosce, i palmi delle mani verso l'alto e immaginiamo di avere due sfere luminose, leggere, morbide,
sui palmi delle mani e portiamo tutta l'attenzione alle nostre mani, non c'è nient'altro, ci sono solo le nostre mani. Entriamo nelle nostre mani con tutta la nostra attenzione, con tutta la nostra consapevolezza e sentiamo che le mani diventano sempre più grandi, sempre più profonde e si riempiono di luce, si caricano di energia. Non sono più mani fisiche fatte di ossa, di muscoli, sono mani di luce. Cerchiamo di percepire questa vibrazione sottile dell'energia che si muove sulle mani e dentro le mani. E adesso portiamo le mani sul nostro viso. Riempiamo di luce il nostro viso. Luce nei nostri occhi, luce nel nostro sorriso, luce sul nostro viso e tutti intorno al nostro viso. Poi abbassiamo le braccia, rilassiamo, ascoltiamo per un attimo le sensazioni sottili sulla pelle del viso, sul nostro viso. E adesso giriamo la testa verso la spalla sinistra. Io lo faccio in modo speculare, in modo che per voi sia più facile. Spalla sinistra, portando la testa dalla spalla sinistra alla spalla destra, con la punta del naso scriviamo il nostro nome di battesimo nell'aria. Sentiamo il legame con il nostro nome. È il nome che ci ha accompagnato nella nostra vita. Poi riportiamo la testa al centro e vediamo il nostro nome che splende sul nostro cielo limpido, terzo. Un nome scritto con un raggio di sole. Vediamolo splendere davanti a noi il nostro nome. Sentiamo il suono del nostro nome, lasciamolo risuonare dentro di noi e riempiamo di pace il suono del nostro nome. È il nome che i nostri genitori avevano scelto per noi, che forse ci aspettava prima ancora che i nostri genitori lo scegliessero per noi. Bene, adesso chiudiamo i pugni senza stringere troppo, picchiettiamo un po' tutto il nostro corpo, torace, l'addome, i fianchi, le cosce, poi risaliamo ancora, addome, torace, picchiettiamo un po' anche il collo e rilassiamo. Distendiamo completamente, adesso ascoltiamo le sensazioni che si muovono sul torace, sull'addome, sulle cosce, il corpo che si risveglia, che parla, ascoltiamo la voce del nostro corpo, facciamo tacere la voce della mente, ascoltiamo la voce del nostro corpo. Bene, adesso portiamo in avanti un braccio, chiudiamo il pugno senza stringere troppo e sul pollice. Seguiamo con lo sguardo il pollice, portiamo il braccio verso l'alto, inspiriamo dentro il respiro, espirando lentamente portiamo indietro il braccio e entriamo nella torsione. Seguiamo sempre con lo sguardo il dito.
Poi su riportiamo il braccio verso l'alto e lo riportiamo in avanti e rilassiamo. Adesso l'altro braccio in avanti, su, lo portiamo indietro, entriamo lentamente nella torsione con l'espirazione, fuori il respiro. Poi riportiamo il braccio verso l'alto e lo portiamo in avanti. Rilassiamo, lo facciamo ancora una volta. Braccio teso in avanti, su, sale verso l'alto, lo portiamo indietro, sempre lentamente entriamo nella torsione, fermiamoci un attimo nella torsione. Poi su, il braccio ancora, torna in avanti e rilassiamo. L'altro braccio, su, dentro il respiro, inspiro, espirando lentamente ruoto, mi fermo nella torsione, poi riporto il braccio verso l'alto e in avanti e rilasso. E adesso incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Ascoltiamo sempre come si muove la testa, come si muove il nostro collo. Adesso fermiamoci con la testa inclinata verso una spalla e allunghiamo lateralmente il braccio opposto, lo spingiamo un po' verso il basso, in modo da sentire qua un bello stiramento di tutta la muscolatura. Poi ritorno, inclino la testa dall'altra spalla, allungo il braccio, tengo l'allungamento e ritorno. Adesso muoviamo una spalla per volta. Una spalla rimane ferma, l'altra sale su verso l'orecchio, poi va indietro, cerchiamo di fare un bel movimento ampio, la facciamo scendere, la riportiamo su verso l'orecchio, ancora la spingiamo bene indietro, poi in basso, in avanti, adesso nella direzione opposta, indietro, su bene verso l'orecchio, scende in avanti, ancora indietro, su e in avanti e rilasso. Fermiamoci un attimo, ascoltiamo i contrasti, la differenza tra una spalla e l'altra. Poi sull'altra spalla, la spingiamo indietro, in basso, in avanti, su ancora, l'altra spalla rimane ferma, rilassata, indietro, giù, poi la spingiamo in avanti, la spingiamo indietro, su sale bene verso l'orecchio, scende, ancora indietro, spingiamola bene indietro, poi sale ancora verso l'orecchio e scende e rilassiamo. Adesso pieghiamo un po' le braccia, pieghiamo bene le dita delle mani, così come se fossero degli artigli, tenendo le braccia un po' piegate, e disegniamo dei cerchi nell'aria, cercando di muovere bene anche le spalle.
Nell'altra direzione. Rilassiamo, lasciamo riposare un attimo le braccia, le spalle. Poi ancora. Ruotiamo bene le spalle, muoviamo bene le braccia. Nell'altra direzione. E rilassiamo, distendiamo, spalle bene aperte, braccia abbandonate, lasciamo circolare tutta l'energia. Adesso solleviamo un ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, ci flettiamo in avanti, portiamo la fronte verso il ginocchio, rimaniamo un attimo così, spingiamo bene giù le spalle, ci risolleviamo su l'altro ginocchio. Ritorno, sollevo ancora questo ginocchio, apro la gamba lateralmente, cerco di spingere un po' il piede nella direzione opposta, spingo lateralmente il ginocchio, il piede nella direzione opposta, tengo un attimo la posizione, poi spingo il ginocchio in questa direzione, cerco di spingere un po' il piede all'esterno. Riporto il ginocchio vicino al torace, giù bene le spalle e poi lascio la gamba, prendo l'altra gamba, su, sollevo bene il ginocchio, lo porto all'esterno, spingo il piede all'interno, tengo la posizione, cerco di aprire bene l'articolazione dell'anca, poi porto il ginocchio all'interno, poi su, lo spingo bene verso il torace, giù bene le spalle e poi rilasso. Riporto la gamba a terra. Adesso portiamo il braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, poi facciamo scendere la mano, la facciamo scendere verso la nuca, verso le scapole. Con l'altra mano prendo il gomito, tiro se non riesco ad arrivare al gomito posso prendere il polso, tiro un po' il braccio nella direzione opposta, allargo bene le spalle, fermiamoci un attimo così. Poi lascio sul braccio verso l'alto, lo faccio scendere, rilasso. E ascoltiamo ancora per un attimo il braccio che ha lavorato, la spalla che ha lavorato, cogliamo tutte le differenze tra un lato e l'altro. Poi su, allungo verso l'alto l'altro braccio, allungo bene, faccio scendere la mano, prendo il gomito, il polso o l'avambraccio, dove arrivo va bene, tiro nella direzione opposta, mi fermo un attimo così. Poi lascio ancora sul braccio, lo faccio scendere, rilasso e ascolto. Adesso flettiamo la testa in avanti. Portiamo il mento da una spalla all'altra, sempre con la testa abbassata, con un movimento leggero, morbido. Ci fermiamo, solleviamo la testa, rilassiamo. Adesso apriamo le braccia, leggere, senza irrigidirle. Giriamo i palmi delle mani verso l'alto, poi cerchiamo di girare ancora quanto possibile. Inspiro, su le braccia, palmi delle mani che si toccano, espirando scendo, faccio scendere le braccia,
Abbasso la testa, incurvo un po' le spalle, spingo un po' indietro le braccia, fuori il respiro, inspiro, apro, espiro sulle braccia, ruoto ancora, ruoto quanto possibile, poi riporto i palmi delle mani verso l'alto, su inspirando, espiro, le braccia scendono, si spingono un po' indietro, inspiro, apro, tutti i movimenti leggeri, fluidi, morbidi, dentro il respiro, fuori il respiro, ruoto ancora, palmi delle mani verso l'alto, inspiro, espiro e rilasso. Lascio riposare un attimo le spalle, le braccia. Adesso abbiamo le braccia leggere, leggerissime, e le portiamo verso l'alto, palmi delle mani a contatto, pieghiamo un po' i gomiti, se vogliamo possiamo anche appoggiare le mani alla testa e ci muoviamo piano piano da un lato all'altro, con un movimento leggero, come la chioma di un alberello mossa dal vento. Veri e propri nodi interiori ostacolano il passaggio dell'energia. Facciamo in modo che tutto si sciolga, tutto diventi leggero. È il movimento di una culla mossa piano piano perché tutto si acquieti. Bene, ci fermiamo, facciamo scendere le braccia, rilassiamo. La nostra lezione, il nostro incontro è terminato. Vi auguro di passare una bellissima giornata e vi abbraccio tutti. A presto, care amiche e cari amici.